Ciaccoette, le chiacchiere perfette. Ciaccoette, le chiacchiere perfette. Si parla di tutto e di niente. Signore e signori, benvenuti ad una nuova puntata di Ciaccoette! il podcast delle chiacchiere perfette, dove si parla di tutto e di Niente! sempre canterina. Devo Sempre e dovrò canterina. per sempre dirlo che sei una bella canterina. Porco! Bella e brava Una canterina. bella canterina. Però aspetta, torniamo seri, perché la puntata di oggi sarà concentrata su un argomento molto cupo, criptico e chi più ne ha più di ne metta, misterioso, un po' di tutto queste cose qua. Parleremo di luoghi misteriosi e sconosciuti. Ma prima, Ciao, cheers! cari amici e care amiche, esatto, Abbiamo preparato finalmente, dopo finalmente dopo tanto tempo, ritorna un vero cicchetto. coi controcazzi, possiamo dirlo? Coi controcazzi. Diciamolo, coi controcazzi. Esatto. E questo cicchetto è un cicchetto altrettanto misterioso come tutta la puntata. Raccontaci che cos'ha questo cicchetto, amore. Solita fetta di pane, Mhm, carciofino, mhm, di quelli sott'olio, mhm. e la dorata acciuga, Acciuga, che un come must. sapete amiamo e adoriamo. L'acciuga ormai per i nostri cicchetti è diventato un must, Must. proprio come il crodino che abbiamo qua dietro. Esatto. Spoiler! Però prima mangiamo il cicchetto. Allora raga, io in realtà vi devo dire una cosa. Mentre li stavamo preparando prima l'ho già assaggiato il cicchetto. Ne abbiamo fatto uno in più, l'ho mangiato io ed era veramente meraviglioso e buonissimo. E come sempre tu non mi aspetti per fare il cin? No. Vabbè, mangerò io allora. Ed era veramente buono, probabilmente uno dei più buoni che abbiamo mangiato finora. Delizioso. Anche perché è un Mhm. accostamento strano. Nei bar Mhm. non ho mai visto io carciofo e acciuga. No, ma perché effettivamente c'è una verdura, cioè non è bello pieno, di solito i cicchetti sono più pieni, Sì, tipo è con un vero. affettato. È vero? Invece... Mi stai aspettando per il cin? Sì. Cin cin! Ovviamente come al solito i ghiacci si sono sciolti. Pace Vabbè, bene, ragazzi. niente ASMR. Riprenderemo a fare ASMR quest'inverno quando ci sarà un po' meno di caldo, perché veramente Non se ne può più. Vabbè, il crodino. Buono. Solito ma buono. Ma sarei troppo curioso di sapere se c'è effettivamente qualcuno che ci ascolta Che beve. che beve un crodino insieme a noi o anche uno spritz. Ma secondo me sì. Mm. Te preferisci... Te Te preferisci... Aperol o Campari? Io O preferisco Cynar? misto. Misto? Buonissimo il misto. Mm. Cynar, c'ho il mio amico Alessio che salutiamo, che beve sempre spritz Cynar. È vero. Tu invece cosa preferisci? Misto anche io. Buono. Però ti ricordi che abbiamo avuto la fissa del Aperol Tassoni? Beh, tanta roba. Tanta roba, anche l'Aperol Tassoni. E a Malta, ti ricordi che abbiamo bevuto? Il Baitra. No. Buono. Buonissimo. Il Baitra è un liquore maltese che abbiamo provato quando siamo andati a Malta ed era un liquore a base di fichi. Ed era veramente delizioso. Delicious! Però stiamo un po' divagando. Esatto. Ritornando sul tema cupo, ritorniamo. Oggi vi porteremo in un viaggio un po' fuori dalle rotte. Fuori dalle rotte. Su quei luoghi proibiti, misteriosi, difficile da accedervi, come mai esistono, perché esistono, chi ci abita. Lo scopriremo in questa puntata di Ciaccoette. Intanto, Sembrava ragazzi, una televendita. sì, sembrava proprio una televendita. Bravissima, amore. Eri proprio Vanna Marchi. Stefania Orlando Stefania anche. Orlando. Un po' di queste persone qua. Vabbè, allora ragazzi, perdonateci, ma questo giro ci siamo preparati
per non dire qualche cavolata, il nostro meraviglioso leggio. Ma si chiama leggio questo? O gobbo? Fermafogli, Fermafogli, gobbo, quello che è. perché abbiamo bisogno, insomma, di non darvi informazioni errate. Quindi questa è una puntata molto informativa Chi riguardo. parte? Parti tu, amore. Ok, allora io ho trovato questi luoghi misteriosi. Ok. Partiamo dall'Isola dei Serpenti. Conosco. La conosci? Sì. Brasile? Brasile. Sì. Praticamente è un'isola letteralmente infestata da serpenti velenosi, quindi è impossibile accedervi, o comunque ci si può anche accedere, No. però è pericolosissimo. No, non è che è pericoloso. Ah, non si può proprio accedere? Guardavo proprio un video su TikTok dove dicevano che è proprio impossibile perché ce ne sono talmente tanti che ovunque piede tu metta, Come metti piede, o ne pesti ti te uno, coppa. o ne pesti uno, Uccidono. ti uccidono, o ne pesti uno, Mm? o cioè sono velenosi, quindi ci lasci le penne. Che poi fanno straschifo i serpenti, Ma secondo me. tu non hai paura più dei ragni che dei Anche, serpenti? certo, sì, più dei ragni, però non mi è mai successo di vedermi un serpente davanti, bisogna vedere. Bisogna vedere anche lì, perché guarda che quelli strisciano di brutto, Dio buono. Ma tipo, a te, i serpenti, ne hai mai visto uno? Sì. Sì, Allo zoo, sì, tipo. sì. Ma ti fa paura? Cioè, se tu prova a immaginartelo, Eh. di che colore ti potrebbe far paura? Nero. Nero, vero? Perché tipo quelli... Nero e rosso. Tipo il pitone, che di solito il pitone tende ad essere tipo giallo vomito, presente? Beh, schifo. Quello fa schifo, però non fa paura. Cioè, ti immagini Ma secondo me ti ragno fa paura nel momento in cui inizia a tira correrti fuori... dietro. Sì, Ho esatto, capito, ho capito. Cioè non è tanto vederlo, è quando inizia ad attaccarti o Mhm. vuole attaccarti che fa paura, secondo me. Certo. Ok, andiamo avanti. Io ho trovato invece la Fossa delle Marianne. La Fossa delle Marianne è un posto, un luogo, ed è il punto più profondo degli oceani, che è visitato solo da pochissime spedizioni subacquee a causa delle estreme condizioni di pressione. E sappiate che mi sa che il punto più profondo delle Fosse delle Marianne tocca i 12.000 metri, Boia! che sono tantissimi. È assurdo? 12.000 metri, ho detto giusto? O 12.000 chilometri? No, forse chilometri. 12.000 metri? Non lo so. 12.000 metri. Beh, sono tanti 12.000 12.000 metri sono tanti. No, 12.000 chilometri no, impossibile. 12.000 metri. Non lo so. E vabbè, tanto fondo in fondo del mare. Ma te lo eri scritto? No, non me l'ero scritto, però... te lo sei inventato? No, mi pare di aver visto un video. Vabbè, cerchiamo subito. Cerchiamo subito. Intanto io, se vuoi, ne dico un'altra. Ok. Allora, un altro luogo proibito, amore, che vabbè, questo lo sanno anche i muri, è la Biblioteca Segreta del Vaticano. Beh. Solo pochi eletti possono entrarci, libri proibiti e misteri religiosi. Chissà quante cose non sappiamo riguardo la Chiesa e quello che si nasconde sotto la Chiesa e il Vaticano. Hai ragione. Secondo me è un sacco di roba. Vero? Bene, dai, hai trovato? Sì, il punto più profondo della Fossa delle Marianne è l'abisso Challenger, situato ad una profondità compresa fra i 10.898 e 10.994 metri. Ok, sotto sì, il c'ero livello del vicino, mare. era metri, 11.000 metri. E se ci pensate, 11.000 metri sono tantissimi. Tanto, A parte che tu sei talassofobica, No. non ti fa paura vedere tipo il No. mare? Cioè, se tu ti buttassi in mare aperto, sai che non puoi praticamente poggiare i piedi da nessuna parte. No, non mi fa paura. Non ti fa senso vedere che sotto è tutto scuro e non ti fa senso pensare chissà cosa c'è sotto i miei piedi. Ecco, quello sì, un po' sì. Ecco. Pensare che possa esserci qualcosa sotto mi fa un po' di ansia. Certo. Però se mi dovessi trovare in mare aperto, nuoterei. A me allora, io sì, vabbè, ovvio, anch'io nuoterei, siamo bravissimi a nuotare, ovviamente. Ovvio. Però comunque il vedere questo blu scuro È sotto vero, di è me, vero. che non sai che cosa c'è sotto, a me fa È un un po' certo che. inquietante. Mi fa un certo che anche quando vedo le foto e i video dell'Y40. Ah,
sì, 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 sì. Che per chi ci sta ascoltando e non sa che cos'è l'Y40, l'Y40 è una piscina a Montegrotto Terme, in provincia di Montegrotto? Padova. Montegrotto, Abano Terme, credo sia Mi Montegrotto confondo Terme. sempre. Montegrotto Terme in provincia di Padova, e dove c'è la piscina più profonda del mondo. Ah sì. La No, ma del piscina più... mondo. Certo. Non d'Europa. No, del mondo. La Ah. stanno, ovviamente adesso le stanno costruendo tipo a Dubai, ancora più profonde, però per il momento è la piscina più profonda del mondo Madonna. ed è profonda oltre 80 metri, mi sembra. Ed è tantissimo e c'è un'intera città sotto, nel senso, città è brutto, Sì, cioè... ricostruzione. Esatto, c'è anche, si può giocare a biliardo, ci Ah, sono le sì? sedie, sì. Ma sto male, ma non lo sapevo. Certo, a me una volta mi piacerebbe, cioè siamo veramente attaccatissimi, noi potremmo prendere la macchina e andarci anche adesso volendo, Sì, tipo. sì, no, che ci fosse lo sapevo, però non pensavo ci fosse il biliardo. Ma però è tanto fondo e non, cioè tu non puoi perché comunque le bombole di ossigeno bisogna essere bravi a Sì, saperle perché se no ti usare. vengono le può essere no, No, fai un trombosi. po' fatica dopo, sei un po' disconnesso con l'ossigeno quando esci fuori. Sì, sì, sì. Mhm. Vabbè. Va bene, vai avanti con i tuoi posti misteriosi. Certo. Beh, ovviamente, Mhm. però scontata, ma bisogna comunque citarla. Certo. L'area 51 in Nevada. Vabbè, l'area 51 penso la conoscano anche i muri di camera mia. Esatto, per chi non lo sapesse, è una base militare super iper top secret. Top secret. Sulla quale si sono vociferate teorie del complotto, Plotto. esistenza degli UFO, questo, quest'altro, che altro, Sì. mistero. Questo, quest'altro, Quell'altro. quell'altro. Si dice che conducano esperimenti sugli UFO che atterrano su quest'area, che è impossibile entrarci. Esatto. Rischi la galera. Beh, sì, Rischi immagino. la galera anche solo Beh, avvicinarti. anche perché è territorio militare, quindi Territorio militare. non puoi accedervi. Sì. Ma tu lo sapevi? A proposito, mi è appena venuto in mente. La catena Subway, lo conosci? La conosci? È quella che fanno i panini. Sì. In Italia non c'è. Mm. Ma tu lo sapevi che in realtà esiste solo all'interno delle basi militari americane che abbiamo qua in Italia? Perché è una catena americana. Perché è una catena americana. Cioè è come tipo se andassi in una base militare in America, cioè tipo la pizza non esistesse, o fosse una catena, ok? Tu vai in America, non la trovi da nessuna parte se non all'interno di una base militare italiana. Ho capito. Ok? Cioè Sì, lì sì. solo lì fanno la pizza. Sì. Ah, dov'è che è la base militare da noi? La caserma Ederle. Che A dove si Vicenza. trova? A Vicenza. Ma tu vuoi raccontare cosa ti è successo alla caserma Ederle a Vicenza? Praticamente tanti anni fa. Lei Irene ha rischiato la galera. No, non è vero. Per sbaglio ho seguito le indicazioni sbagliate. Dovevo andare banalmente in un centro commerciale di Vicenza che è il Palladio. Mhm. Palladio o Palladio? Palladio. E praticamente cosa è successo? Ho attivato il mio meraviglioso Google Maps e seguendo Google Maps a una certa devo aver sbagliato qualcosa. E tant'è che anziché andare appunto nel centro commerciale mi sono trovata in una strada a senso unico Che conduceva all'interno. di questa caserma Ederle. E quindi cosa è successo? In primis mi sono impanicata, ovviamente, e poi sono arrivata all'ingresso, non potevo girarmi Ma eri da sola? con mia mamma Ah. e ci siamo dovute fermare. Ci hanno fatto i controlli col metal detector, ci hanno tirato giù il numero di targa. Hanno ci hanno controllato chiesto sotto la macchina anche Sì, se c'era sì, qualche... se eravamo delle terroriste, io e mia mamma. E poi ovviamente ci hanno lasciato andare perché gli abbiamo detto che avevamo semplicemente sbagliato. Però ci hanno fatto tanto di quei controlli che solo il Signore sa. beh, immagino, perché si sa mai che succeda. Cioè, insomma, si vedono ste due entrare così random. Si sa, noi cercavamo il centro Scusami, commerciale. mi scusi signore, è qui la Ken.
Sto male, mamma mia, io mi sarei impanicato. Ma non c'era la possibilità di tipo fare retromarcia, no? No, ma noi ce ne siamo resi conto troppo tardi che Ok, stavamo entrando, capito? pensa a te. Pensavamo fosse una strada normale, Se c'eravate potevate andare a mangiare un panino da ma non Subway. ti facevano mica entrare. Ah, Stavi fuori dal cancello, solo se passavi i controlli ed eri autorizzato potevi entrare. è vero perché effettivamente voi due non eravate autorizzate. No. Va bene, stiamo un po' divagando, Sì. ritorniamo, banda alle ciance, ciance alle bande. Esatto. Racconta un altro luogo No, proibito. tocca a te. Ah, tocca a me? Sì, tocca a Ok, te. allora, il prossimo posto, ragazzi, io ho una ossessione. Sono abbastanza affascinato da questo luogo proibito. Mm. Sono molto affascinato. Si chiama Isola di North Sentinel in India. La conosci? No, non la conosco. Allora, l'isola Mm. si trova in India e fin qua. E fin qua. Ed è abitata da una tribù che respinge ogni contatto con il mondo esterno. Vabbè, non so. Praticamente è una tribù rimasta tale e quale da anni, Boia, da anni. sempre? Da sempre. Non conoscono tecnologia, Quindi no hanno telefoni, no zero, niente? hanno la loro lingua che capiscono solo loro, ok? Ed è proibito entrarci. Ma sono tipo indigeni? Sono tipo indigeni più o meno, sì, ok? Ci hanno provato più volte, però senza successo perché è molto ostile, si dice. Ok. Non accettano persone esterne. Niente. Da Google Maps, se tu la cerchi, Mm. riesci anche a vedere dall'alto, Ah. ok? Qualche casetta che hanno costruito loro, Il chissà in legno, che modo, ok? Uno youtuber ha tentato di avvicinarsi per stabilire un contatto, però non si è più visto. Urco boia, ma era uno youtuber famoso? Era uno youtuber famoso, non so dirti il nome adesso. Vabbè, non so, ma è morto? Sicuramente l'avranno mangiato vivo. Ah, Eh sì, perché quelle tribù lì è carne aiuto. fresca. Chissà, avranno una loro religione, vai a capire che cosa. Mamma mia. Ma è una tribù Che ansia. antica e anche il governo indiano ha proibito proprio alle persone di andarci perché loro non hanno un sistema, non sono immuni alle nostre malattie. Cioè il nostro sistema Sì, immunitario sì, ho è capito. immune a moltissime Sì, malattie. sì, sì. Loro, essendo No, solo loro e basta in un'isola piccolina, non hanno il sistema immunitario come il nostro ho capito. e quindi anche solo un semplice contatto Sì, con sì, sì, noi sì. rischierebbero di ammalarsi tutti quanti. Ho capito. Si contano circa, in teoria, Eh. sulle 150-200 persone. Sì, è che saranno tutti imparentati tra loro, Beh, è per anche un forza. problema? Per forza. È anche un problema? Cosa vuoi che ti dica? Ma tu non saresti curiosa di andarci a vedere come. Beh, guarda, se mi devono far fuori, Beh, anche no, no, grazie. sicuramente ti fanno fuori. Allora no, che non sono curiosa. Non torni a casa. Non sono curiosa per niente. Però, scusa, mi piacerebbe mandare un drone sopra per vedere. E sono bravi con le frecce. Ah, Sono bravi con le frecce e hanno fatto delle foto, si trovano su Google se volete cercare. Ci sono delle foto anche dove si vedono proprio loro, però essendo ostili, vediamo. sei proprio curiosa? Sì. Essendo ostili, lanciano le frecce e infatti si vede che hanno proprio l'arco, che tendono a. Con un elicottero c'erano passati sopra, invece adesso proprio non si può. Non si può proprio neanche avvicinarsi, c'è proprio il divieto Boia santa. dal governo indiano. Ma aspetta, com'è che si chiama? North Sentinel. Vabbè, guarda dopo, Vabbè, guarda ero dopo. curiosa, ero Immagino che tu curiosa. fossi curiosa. Posso neanche fare quello che voglio. No, no. Lasciali in pace questi North Sentinelesi. Vabbè. Dici, raccontaci anche tu un nuovo luogo. Passiamo in Turchia. Turkish. Città sotterranea di, perdonatemi la pronuncia, Derinkuyu. Derinkuyu. Derinkuyu Nio. Rincoglionito. Esatto. È un misterioso labirinto nascosto sottoterra ed è visitabile, in parte penso. Ah, ti stai mangiando il cicchetto tu. Mhm.
Scusa, ma quello lì è il terzo? È quello destinato ai nostri amici da casa? Ti ricordo che in puntate precedenti l'hai fatto anche tu. Derinkuyo è famosa per il suo complesso sistema di tunnel, chiese, stalle, aree di stoccaggio, cucine, tutto quanto sottoterra. Quindi tu immaginati un paese, Mhm, una città mhm. sotterranea, letteralmente. Ma a proposito, hai visto che hanno fatto degli scavi a Roma? Tu che sei esperta archeologa. Hanno fatto degli scavi, hanno scoperto tipo, facendo degli scavi per la metropolitana per allungarla, mi sembra, hanno scoperto delle case romane No, e hanno dovuto stoppare, non lo dovranno sapevo. rifare sicuramente il percorso. Ma di recente? Sì. Pensa un po'. No, non ho visto, dopo guardo. Eh sì, ti devi informare, tu Devo che sei esperta guardare archeologa. Sentinel, L'isola di North Sentinel. Sentinel e le case romane. Ecco, Mamma ecco. mia, quante cose che sto imparando in questa puntata. Ma pensa a te. Eh beh, ma è giusto ciacquette e anche sì. cultura. Sì. Passiamo avanti, passiamo oltre. Prego. Adesso il prossimo luogo misterioso è un must che tutti conoscono e sono le famose catacombe di Parigi. Beh. Tu le conosci? Sì, perché abbiamo visto un film. Non abbiamo visto un film. Ah sì, abbiamo visto Abbiamo un film. visto anche il film, ma anche un video su YouTube. Esatto, dopo racconto di chi il video. Comunque, le catacombe di Parigi sono appunto catacombe e sono solo piccole parti aperte al pubblico, perché in realtà le catacombe di Parigi si estendono a migliaia di chilometri. La vasta maggioranza di questo labirinto ossario, quindi è pieno di ossa, rimane inaccessibile per evitare il rischio di perdersi all'interno dei suoi intricati tunnel. In realtà, però, Esiste proprio una tribù, chiamiamola così, anche se non è proprio tribù, diciamo persone, secondo me, malate di cervello, Sì, ok? sì. Che ci abitano sotto. Anche perché è un ambiente ovviamente sempre buio, molto umido e quindi malsano. Esatto, e sono persone anche. Allora, diciamo che il discorso è questo: sono molto pericolose perché sono buie, tendi a diventare anche pazzo se tu ti Ma sono dovessi. chilometri e chilometri Parliamo che ti veramente di perdi. chilometri, esatto. Se sono una piccola parte, immaginate quelle persone che perché nelle catacombe di Parigi puoi accederci anche tramite dei tombini, quelli sopra Parigi, quelli che si vedono, no? Immaginate magari l'occhio curioso, la mente curiosa delle persone che vuole entrarci per visitarle. Ci si perde in un attimo, bisogna andarci con qualcuno, se ovviamente si vuole andare, ma io eviterei perché sono morte tantissime persone, anche perché è un attimo che questa persona, conoscendo comunque tutti i luoghi, decide di lasciarvi lì e scappare Esatto. e basta, cioè Sì, voi sì. dopo rimanete lì, Ciao, fine. arrivederci. Ciaone. A meno che non andiate nella parte turistica, ovviamente. Esatto. Detto questo, se siete interessati a scoprire di più sulle catacombe, vi consigliamo di guardare i video di Ale Dalla Giusta, che salutiamo, che ha fatto veramente dei video molto interessanti mentre visitava con delle persone a Del sua posto. fortuna del posto le catacombe e le ha visitate e sono veramente inquietanti. Ma ti ingendarissito? No. Gna morta. Nella parte visitabile sì, lì no. Sinceramente no. Non ci andrei. Tu ci andresti? No. Ok. Continuiamo con un altro luogo proibito. Hotel Cecil. Conosco. A New York. A New York. Praticamente questo è un hotel storico perché è stato fondato nel 1924, quindi praticamente ha 100 anni. Sì. Ed è situato a Manhattan, nello specifico a Downtown Manhattan. E è famoso non solo per la sua storia centenaria, ma anche per la fama di luogo proibito e inquietante. Mhm. Questo perché al suo interno
Sono avvenuti una lunga serie di eventi Macabri? del tipo omicidi, assassini, strane presenze, suicidi, Certo, decessi certo. incerti. Mhm. E quindi si è guadagnato negli anni la reputazione di uno degli hotel più malfamati di New York e non solo, del mondo intero. Io conosco la storia di Liz qualcosa, Mm? credo si chiamasse così, ed è una ragazza che è morta all'interno del Cecil Hotel in condizioni, non si sa, Non si misteriose, ed è capisce? stata ritrovata nelle tubature Ah, dell'acqua sopra, nei container dell'acqua sopra che l'hotel. Non schifo! si sa cosa sia capitato lì, ci sono delle foto su YouTube, dei video che ne parlano. Terribile, 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 terribile. terribile. Vai, prossimo. Io le ho finite. Ah, le hai Le ho finite? finite. Vabbè, allora dico io l'ultima. Vai. Il cancello di Plutone, sempre in Turchia. Non lo conosco. Praticamente è un antico sito, ok? Dove ci sono dei gas tossici Mhm. che emergono dalle profondità Ok, terrestri ok. e questi gas sono talmente tossici che sono addirittura letali. Porco. Quindi durante la notte sono stati fatti degli studi da parte di scienziati che hanno rilevato la concentrazione di CO2 nelle cavità, scoprendo che di notte, quando le temperature calano, Ah, quindi c'è una temperatura molto bassa, fa molto freddo, sì. l'anidride carbonica si accumula sul fondo della struttura, Ok. formando un lago letale. Oh, santo Dio. All'alba la Ah. concentrazione di gas raggiunge il 35%, una quantità sufficiente ad uccidere un uomo in pochi minuti. No, vabbè, non ci credo. Quindi non ci puoi mettere piede perché muori in automatico. Certo. Ma a proposito, parlando di luoghi proibiti, Mm. tu hai mai visitato un luogo? Allora, ovviamente, se l'hai visitato vuol dire che non è No, proibito, esatto. ma non hai mai visitato quel luogo che ti sei un po' sentita tipo misteriosa, dici Dora Dora, l'esploratrice. Dora the Explorer, ok? E hai detto, cavolo, Beh, mi sì. sento proprio tremenda Menda. ad essere qui a visitare questo posto. Sì. Raccontaci quale. Il pozzo iniziatico di Sintra. Bello, ero con te in Portogallo. Beh, innanzitutto vi suggerisco di visitare Sintra perché è bellissima. Sintra è bellissima, bellissima, attenzione alle inculate letteralmente. Sì, e anche all'overtourism, Sì, perché è da pazzi. certo. Per fortuna ci siamo andati in un periodo in cui sì, c'era gente, ma non troppa, però è un peccato perché è molto Mhm. bella e secondo me se fosse un po' più deserta È sarebbe ancora più più bella. bella. Beh, ma come mai? Scusami, raccontaci. Praticamente a Sintra c'è un palazzo che si chiama Quinta de Regaleira. Ah, ok. Mhm. In questo palazzo c'è un giardino stupendo che si sviluppa in una collina, quindi in altezza. All'interno di questo giardino c'è questo pozzo iniziatico dove praticamente tu cammini fino a sopra la collina e da sopra la collina, quindi dalla cima, inizi a scendere Le scale? sì, attraverso delle scale a chiocciola lungo un pozzo. Sì. Ogni tratto di questa scala, ok, che appunto è scandito da 9 pianerottoli, così vengono chiamati, possono essere interpretati in 2 modi differenti. Il primo sono i 9 cerchi dell'inferno. Ah. Il secondo, i 9 ordini dei Templari. Non so, cos'è l'ordine del Templare? Boh. Beh, i Templari. I Templari, sì, Sì, vabbè, sì, sì, vabbè. quella roba là. Quella roba là che noi Ne sappiamo. parleremo in un'altra puntata. Ne parleremo, Ne ne abbiamo di parleremo. ciaccolette da fare, anche sui Templari. Ne abbiamo di ciacquette. Vabbè, Ecco, ma, quindi è stato un po' particolare, sì. ma pensa, cosa visiteresti tu delle cose che abbiamo appena detto?
quella cosa che dici, cavolo, mi ispirerebbe proprio andare a visitare. Io, se vuoi, ce l'ho già la mia. Allora, io se non venissi uccisa, l'isola di North Sentinel. Anch'io, mi piacerebbe tantissimo. Se non venissi uccisa. Esatto, e mangiata. Altrimenti l'Hotel Cecil a New York. L'Hotel Cecil, secondo me, ma non è aperto, secondo Sì, sì, me. penso Puoi di sì. alloggiarci se vuoi. Sì, ma... Anche no, te Disi? Anche no, certo. Bene, 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 bene. And now... And now è arrivato il momento di Ciacoroscopo. Ciacoroscopo. Bene ragazzi, siamo arrivati alla rubrica migliore La peggiore! La rubrica... La peggiore! La rubrica... Peggiore! Dai, la rubrica migliore Peggiore! di Ciacoette. Ciacoroscopo. Che cos'è Ciacoroscopo? Ciacoroscopo per i nuovi ascoltatori. Ciacoroscopo per i nuovi ascoltatori è quella rubrica dove vi informeremo sul segno zodiacale più fortunato delle prossime 2 settimane. Come sapete, uscirà una nuova puntata tra 15 giorni. Tra 15 giorni scoprirete il nuovo segno zodiacale fortunato delle prossime o altre 2 settimane e via dicendo. Si va di 2 settimane in 2 settimane. Esatto. E silenzio. E se avete capito bene, sarà ciao! Quindi, detto ciò, il segno zodiacale più fortunato delle prossime 2 settimane, quindi 15 giorni, è... Bilancia! Bilancia! Abbastanza. È una danza. No, bilancia. No, com'è che era quella canzone? Non lo so, ma non gliene frega niente a nessuno. La balanza. Bilancia. Questo periodo è perfetto per i viaggi interiori, per i viaggi interiori e i nuovi incontri. La curiosità ti porterà lontano, ma attenzione a non oltrepassare limiti non tuoi. Attention. Momenti di armonia con persone nuove e possibilità di accordi importanti. Money. Detto ciò, buona fortuna Bilancia. E noi abbiamo finalmente finito con la nostra puntata di Ciacoette. Per oggi basta. Abbiamo dato, fa caldo, non ne possiamo più. Andiamo a mangiare che ha fame. Sì, basta. Cin cin a noi, a voi e a Ciacoette. Domani prenotiamo un volo per North Sentinel. E vai?